Il lago che sapore ha? Ha un sapore particolare, che è diverso dal mare, però ha sempre un bel sapore. Noi non siamo qua in vacanze, siamo di passaggio in giornata, 2 o 3 ore, poi torniamo a casa. Comunque è sempre bello, sempre più bello questo lago. A Farra dal Pago, il lago di Santa Croce, si conferma anche quest'anno la meta estiva preferita dai veneti per le vacanze 2019, anche se per una toccata e fuga. La tranquillità del lago batte il caos delle spiagge più blasonate del litorale adriatico. A una manciata di chilometri dall'uscita della A27, questa meraviglia della natura conosciuta in tutta Europa è un vero paradiso. Tempo splendido, una temperatura mite e si sta bene, si gode veramente. Non abbiamo fatto coda né niente, ci stiamo rilassando e la bimba è contenta e noi anche. La strada è sempre molto tranquilla e scorrevole, quindi poi si gode l'aria del lago, che è più fresca di quella della spiaggia. Siete abitué di questa zona? No, io è la prima volta che vengo. Prima volta. Prima volta e come l'avete trovata? È abbastanza soddisfacente. Comunque, piuttosto che trovare quella coda che è interminabile di Jesolo per arrivare alla spiaggia, meglio arrivare qua e stare più tranquilli. Sulla sicurezza dei bagnanti vigilano costantemente bagnini qualificati. Abbiamo fatto qualche intervento, sì, però cose normali, ordinarie, qualcuno magari che si va un attimo al largo e non vede che è a fondo, ma per il resto a posto. A monitorare l'andamento della stagione turistica è lo yacht al Pago Cansiglio, i cui uffici sono in fase di ultimazione all'inizio del viale che porta alla spiaggia. C'è parecchio afflusso, tanti italiani comunque che vengono e soprattutto che vengono anche solo in giornata. Quindi il lago continua ad essere centro di grandissima attrazione. Sì, quello sicuramente, sì. Adesso hanno anche sistemato un po' la spiaggia, perciò è sicuramente un centro di attrazione.